Quella di oggi, lunedì 27 giugno, è una mattinata ancora più silenziosa per i lavoratori dello stabilimento Luxottica nella zona industriale di Pederobba. Dietro le siepi che circondano i due capannoni uniti da un passaggio aereo sopra la strada, alcuni operai fanno la loro pausa sedendosi all'ombra e discutendo del loro ultimo incontro con l'imprenditore Leonardo Del Vecchio, scomparso questa mattina a Milano. Tra di loro alcuni dicono di aver avuto la fortuna di incontrarlo nel 2005, altri nel 2008, altri ancora ad eventi e corsi di formazione frequentati altrove. Del Vecchio si era infatti recato a Pederobba in varie occasioni, l'ultima delle quali per una visita sorpresa che secondo alcuni testimoni non aveva avuto l'effetto di intimorire i reparti, bensì di suscitare curiosità nei confronti dell'imprenditore e della sua storia. Un'operaia ci racconta che attualmente non sono state date direttive su eventuali sospensioni della produzione per lutto. È probabile che nell'organigramma di Luxottica, famoso per la sua efficienza, ci sia spazio per un po' di smarrimento dopo la scomparsa di una persona che è stata cardine per tanti anni. Lo percepivamo qui con noi anche se non si vedeva da anni, afferma un altro lavoratore, e per un po' sarà ancora così.